Da oggi su tutto il territorio nazionale gli appartenenti alla Polizia di Stato indossano i nuovi distintivi di qualifica. Le nuove mostriggiature sono caratterizzate dalla presenza per tutte le qualifiche del simbolo più pregnante della Polizia di Stato, quello che è radicato nella memoria e nella percezione collettiva, cioè l'aquila dorata dalle ali spiegate, la cui valorizzazione coincide con l'imminente anniversario dei 100 anni, quale fregio adottato infatti sin dal 1919. Stamani in questura la conferenza stampa di presentazione. Si è definito il disegno voluto fortemente dal legislatore dell'81 con la legge 121 di riforma del corpo della Polizia di Stato. Ai sensi della legge 121 la Polizia di Stato è diventata una forza civile ad ordinamento speciale e a competenza generale. I principali cardine della riforma, per 38 anni messa in atto e ampiamente realizzata sul territorio, sono stati quelli dell'introduzione dei ruoli e delle qualifiche, dei compiti uguali alle donne e agli uomini in tutte le qualifiche, la previsione del ruolo di ispettori, che è il trade union fra i funzionari e i ruoli alternativi, e poi la specificità della funzione esercitata dalla Polizia di Stato come forza civile dell'autorità di pubblica sicurezza unitamente al prefetto, sebbene sotto piani diversi: il prefetto sotto il piano politico-amministrativo, il questore sotto il piano tecnico-operativo, che porta ad esecuzione le direttive che in comitato si stabiliscono da parte del prefetto e che organizza i servizi di ordine e sicurezza pubblica sul territorio. I nuovi simboli sono caratterizzati intanto dalla presenza dell'aquila dorata, che è l'unione tra il vecchio e il nuovo, è da 100 anni che fa parte dei simboli della Polizia di Stato ed è rimasta chiaramente. Ha le ali spiegate, ha una corona a 5 punte, a 5 torri in testa che indicano il simbolo dell'ordinamento repubblicano, e poi nei gradi che si avvicinano alle funzioni di comando e di responsabilità tiene nelle mani un bastone, e poi addirittura si inserisce in una cornice circolare dove il motto sottostante è Sub Legge Libertas, che è il motto che caratterizza le funzioni democratiche della Polizia di Stato. Le qualifiche sono rimaste esattamente uguali e cambiano semplicemente i distintivi di qualifica, con l'introduzione di nuovi sistemi studiati dal professore esperto di araldica, professor D'Andrea, che ha disegnato i nuovi distintivi, chiaramente in relazione a quello che abbiamo detto poc'anzi del plinto, del rombo e del pentagono, che fanno parte rispettivamente del ruolo agenti assistenti, sovrintendenti ed ispettori.